Di Pietro, altrimenti Di Pietro non lo sentiamo. Che succede? Può essere arrestato, persa l'immunità? Lo ascolto sempre volentieri. Silvio Berlusconi, anche perché ci sono due voci importanti da sentire. Secondo lei è possibile? Lei, il magistrato l'ha fatto per una vita? Allora, andiamo con ordine. Rispondo innanzitutto alla sua domanda che non voglio sfuggire. Sul piano tecnico-giuridico, per essere arrestato Berlusconi se lo deve cercare proprio lui. Perché? Intanto in custodia cautelare ci può andare in quanto si verifica una delle tre circostanze, che cioè ci sia il pericolo di fuga e non gli conviene fuggire, cioè, oltre 70enne non va mica in galera, che ci sia una pericolosità sociale. Fra l'altro non ha il passaporto, quindi anche l'ipotesi è stato ritirato. Perché ci sia una pericolosità sociale. Voglio dire, i processi si stanno già facendo e quindi seguiranno il suo corso. E quella c'è, cioè Berlusconi è un socialmente pericoloso, ma che ci sia, ed è l'unico motivo per cui potrebbe arrestata, nonostante la sua età, un pericolo di inquinamento probatorio. Ecco, io su questo, fossi il suo legale, gli direi, ecco, non lo fare più, a non andare a comprare qualche testimone, perché poi vedi cosa succede. L'unica ragione può essere questa idea, cioè che, come è stato detto prima, qualche procura si sveglie e gli fa il provvedimento. Guardi che non c'è nessuna ragione per fargli il provvedimento perché la procura si sveglia, perché quando io sento dire... come ha detto il dottor Amicone, che saluto perché io con lui mi scontro sempre, ma ho grande rispetto per le sue idee e anche per la schiettezza con cui le dice. Quando dice non possiamo lasciare che la politica venga fatta da qualche PM che fa qualche avviso di garanzia, il problema di fondo è questo. Una cosa è l'avviso di garanzia, per l'amore di Dio, io mi sono dimesso già con un avviso di garanzia quando ero ministro, ma noi in questi anni la grande truffa mediatica che è stata fatta in questi anni è di far credere che i PM hanno fatto politica, i PM hanno fatto i PM, cioè hanno applicato la legge. Non è colpa del PM se qualcuno commette dei reati pur facendo il politico, non è colpa del PM se il Presidente del Consiglio, da Presidente del Consiglio, non paga le tasse ed evade il fischio. È colpa di chi fa il reato, quindi allora, in questo caso del cittadino del Presidente del Consiglio. C'è questa idea che siccome uno fa il politico non gli si può indagare, questa idea di avere un paese con due cittadini, uno di serie A e uno di serie B, non è da Stato di diritto, non è da paese di democrazia. Quindi questa idea che si dice la democrazia viene offesa perché hanno inquisito o condannato Berlusconi. La democrazia viene offesa nel momento in cui chi fa politica usa la politica per farsi gli affari propri. Di Pietro, dicevamo, come si sta fuori dal Parlamento? Lei non è decaduto affatto, ma non è stato rieletto nell'ultima tornata. Si può far politica anche in modo abbastanza aggressivo? Certamente sì, si può far politica, non si possono prendere le decisioni se non appunto con quel che permette al normale cittadino. L'Italia dei Valori ed io personalmente ci siamo impegnati per esempio nei referendum, perché il referendum è un modo per fare politica del cittadino normale chiedendo ai cittadini di approvare o non approvare una certa legge. L'abbiamo fatto con l'acqua, l'abbiamo fatto con la legge elettorale, l'abbiamo fatto sul lavoro, quindi certamente le battaglie politiche si possono fare dentro e fuori il Parlamento. Certamente anch'io sono convinto che il cittadino Berlusconi non si fermerà qui a fare politica, però io credo che su una cosa, credo che lo diceva prima Amiconi, su cui che condivide, anzi lo illustrava lei, mai come in questo momento, e in questo senso credo che la richiesta dei capogruppo di Camera e Senato di Forza Italia sia opportuno, la richiesta di essere ricevuta dal Capo dello Stato, mai come in questo momento c'è bisogno di un nuovo voto di fiducia, ma attenzione, prima del nuovo voto di fiducia c'è bisogno che questa nuova squadra, perché è una nuova maggioranza, indica qual è il programma che vuol fare, perché io mi sono segnato quel che ha detto Alfano in questo momento. Alfano oggi ha detto: dobbiamo necessariamente nei prossimi mesi mettere l'agenda giustizia al primo posto, che non deve uscire dagli impegni di Parlamento e Governo. Allora è importante sapere in questo momento questa nuova maggioranza, quando parla di riforma giustizia, che cosa vuole fare, perché non c'era bisogno di buttare fuori Berlusconi se bisognava fare l'amnistia, l'indulto, la responsabilità illimitata dei magistrati e quant'altro eccetera eccetera. Certamente c'è necessità di mettere nero su bianco adesso un nuovo programma per di sapere governo, se su quel programma c'è una maggioranza
maggioranza o non c'è una maggioranza in Parlamento? Perché siamo stufi di vedere, prima con Monti e poi con Letta, una maggioranza finta e fittizia in Parlamento che serve soltanto per rimanere in Parlamento senza fare gli interessi dei cittadini, senza fare provvedimenti per i cittadini. Ecco quindi che io vorrei prima un programma e poi una fiducia, non la fiducia tanto per starci, per dire quanti numeri abbiamo. Che me frega che ci sono 6 numeri, 6 persone in più, 6 persone in meno, se di fatto non riescono a fare nulla? Di Pietro per essere stato con noi. Anch'io sono fuori dal Parlamento, io però alle prossime elezioni europee mi candido. Lei si candida, allora ne parleremo, tanto manca ancora un po', quindi avremo modo di vederla. Emilio Fede resta con noi, Luigi Amicone, direttore